Buongiorno a tutti, siamo qua oggi con Enrico Moschini di Rockwool Italia e oggi parleremo di circolarità e sostenibilità. Allora Enrico ti faccio la prima domanda. Parliamo un attimo di quali sono i principali fattori, soprattutto negli edifici in legno, che rendono un edificio sostenibile e circolare. Grazie Mauro, buongiorno intanto e rispondiamo subito alla domanda. Allora, quando parliamo di edifici circolari e sostenibili, in particolare appunto diciamo quelli realizzati in legno, ci riferiamo a costruzioni che mirano a ridurre l'impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita. Il legno infatti è un materiale naturale e rinnovabile che contribuisce a limitare le emissioni di CO2, favorisce la gestione responsabile delle risorse. I principali fattori che rendono questi edifici davvero sostenibili sono la qualità e l'efficienza, caratteristiche che garantiscono comunque una lunga vita dell'immobile, basse emissioni e quindi ridotti consumi energetici. Questi risultati si ottengono attraverso una progettazione integrata e attenta, che seleziona sia materiali efficaci e plurifunzionali, che garantiscono anche un'elevata durabilità. In questo modo qua si valorizzano soluzioni di isolamento che offrono con un solo materiale diverse prestazioni, come può essere l'isolamento termico in regime invernale o in regime estivo, isolamento acustico, una buona gestione dell'umidità, ad esempio nelle contropareti interne o nei sistemi a copertura, e una protezione al fuoco. Infine, l'impatto ambientale dei materiali tramite strumenti come gli EPD consente comunque di identificare prodotti a basso impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita, completando quindi un percorso reale verso una sostenibilità reale, appunto. Come spesso accade, quindi ritorniamo nelle nostre pillole a parlare di corretta progettazione che ritorna centrale in questo aspetto di mantenere le prestazioni, la sostenibilità e la qualità. Hai parlato appunto di qualità da un lato e poi di soluzioni che garantiscono più prestazioni contemporaneamente dall'altro. Ci puoi chiarire questi due aspetti e come rientrano nel concetto di circolarità e sostenibilità? Ok, allora diciamo che negli edifici in legno, tramite una corretta progettazione e comunque anche realizzazione, sia questa in off-site, appunto in stabilimento, si riesce a garantire un'elevata qualità che possiamo anche trasferire le indurabilità poi dell'edificio e quindi di mantenere le proprie prestazioni costanti nel tempo, riducendo così la necessità di interventi di manutenzione, sostituzione e relativi impatti ambientali ed economici. Le soluzioni, chiamiamole anche pluriperformance se vogliamo, invece, derivano da prodotti o sistemi che offrono simultaneamente diversi vantaggi, come isolamento termico, acustico, protezione al fuoco e sostenibilità. Questo permette di ottimizzare risorse e costi, aumentando comunque l'efficienza complessiva dell'edificio. Sia durabilità che soluzioni ottimizzano sempre le prestazioni e devono essere progettate bene in maniera integrata. Ribadiamo il discorso della progettazione. E la centralità del progetto, cioè bisogna pensare al progetto a monte in fase di progettazione per poi trovarsi a realizzare in cantiere l'elemento edificio senza, diciamo, senza sorprese. Ma ad esempio anche all'interno del stesso dettaglio del progetto, sia questo una controparete, un cappotto, una parete ventilata, riescono a garantire la prestazione richiesta solo se progettate e realizzate correttamente. In quest'ottica le soluzioni in lana di roccia che vengono testate e certificate rappresentano un esempio concreto, offrono materiali isolanti che uniscono sia la durabilità, che abbiamo già richiamato, e più prestazioni in un unico prodotto. Appunto, la lana di roccia mantiene le sue proprietà per tutta la vita dell'edificio e garantisce anche sicurezza, comfort e attenzione all'ambiente. Poi l'ampia gamma prodotti per le diverse soluzioni rendono più facile comunque anche il compito del progettista nell'identificare la soluzione più idonea alle proprie esigenze. Bene, mi piace questa risposta perché sostanzialmente abbiamo il tema della durabilità che nelle costruzioni in legno vuol dire stoccare anche più a lungo la CO2 effettivamente, no? E quindi che sia effettivamente un beneficio questo stoccaggio di CO2 nel legno. E poi dall'altra una soluzione
pluriprestazionale, che vuol dire usare meno materiali perché uno mi copre più prestazioni. Poi inevitabilmente arriva un potenziale scenario di fine vita e quindi qui l'ultima domanda per oggi, che è, ok, il fine vita, facciamo un attimo questo distinguo tra riuso e riciclo dei materiali, no? Perché sono due cose diversamente importanti. Beh, allora diciamo che in generale, appunto, a fine vita dell'edificio ci si trova al bivio tra riuso e riciclo. Il riuso riguarda la possibilità di recuperare interi componenti o materiali da costruzione per utilizzarli nuovamente. Spesso grazie, ritorniamo, all'uso di soluzioni costruttive disassemblabili che ne permettono smontaggio senza compromettere le caratteristiche. Il riciclo invece consiste nel trasformare i materiali alla fine vita nel loro ciclo di vita in nuove materie prime e seconde, riducendo così la quantità di rifiuti portati in discarica e l'utilizzo di risorse vergini. Le soluzioni in lana di roccia incarnano questi valori. La lana di roccia può essere facilmente rimossa nelle soluzioni a secco e trova nuova vita soprattutto nei prodotti di finitura, come ad esempio i pannelli di facciata rock panel, che sono elementi lana di roccia ad altissima densità utilizzati come cladding esterno, che garantiscono una loro vita superiore a 50 anni. Ma non solo, può essere anche la lana di roccia completamente riciclata e reinserendola nel ciclo produttivo dà origine a nuovi isolanti, contribuendo in modo concreto a un'economia sempre più circolare e sostenibile. Questa possibilità è bene valutarla in fase di progettazione nella scelta di prodotti che garantiscono documenti come gli EPD dei propri prodotti e diano trasparenza sul fine vita dei loro materiali. Bene, grazie Enrico. Con questo tuo intervento, questa tua chiosa, mi dai il là anche per collegamenti ad altre pillole tecniche Arca e filiera legno che stiamo facendo. Sicuramente quello legata all'off-site, alla prefabbricazione e alla modularità, in maniera di avere degli strumenti per fare costruzioni disassemblabili e riutilizzabili. E la seconda, più legata alla filiera produttiva del legno, sicuramente dove andremo a verticalizzare quello che è il processo di cascading di utilizzo del legno, e quindi legno che si usa in opera, poi come viene riutilizzato e se non riutilizzato, come finisce di nuovo in un processo produttivo di upcycling o recycling, diciamo, quindi riciclo. Io per oggi allora intanto ti ringrazio, grazie Grazie a te, Enrico, Mauro, grazie mille e e direi che ci vediamo alle prossime. Grazie. grazie a tutti.